La situazione delle liste d'attesa all'Usla Berica è oramai fuori controllo. Il motivo è che è completamente saltato il meccanismo della domanda e dell'offerta. Abbiamo pochi medici, pochi specialisti, pochi oculisti, pochi cardiologi e di contro c'è l'invecchiamento della popolazione che richiede maggiori attenzioni dal punto di vista della prevenzione sanitaria. Tuona così la segretaria della Confederazione Unitaria di Base del Veneto, che addebita la carenza delle figure sanitarie, oltre alla mancata programmazione delle istituzioni negli anni precedenti, anche e soprattutto ad una retribuzione inadeguata dei salari. C'è proprio la sanità privata che viene a fare la campagna acquisti nelle professionalità della sanità pubblica. Se pensiamo che un infermiere ha uno stipendio medio che oscilla tra i 1.500 e i 1.800 euro al mese, a seconda se fa i turni oppure no, quando invece lo stipendio europeo di un infermiere dovrebbe essere ben oltre i 2.500 euro al mese. Critiche sono poi rivolte agli stessi sindacati che la scorsa settimana avevano pubblicato i risultati di un questionario che evidenziava difficoltà a prenotare visite mediche per oltre il 70% dei veneti intervistati. A poco servono, a mio giudizio, questi questionari che sono fatti girare anche da alcune sigle sindacali. I sindacati dovrebbero mobilitare la categoria e battere i pugni. Ricordo che l'ultimo contratto nazionale di lavoro siglato nel 2022 riconosce un aumento salariale di 40 euro netti a un infermiere. Ecco, con l'aumento dei costi dell'energia e dei costi di vita non abbiamo avuto riscontri nelle buste paga degli operatori sanitari, quindi sono questi i problemi che vanno sanati, queste sono le questioni sulle quali va fatta una discussione politico-sindacale.